Il tiro a segno a Vittorio Veneto si è portato a casa ben 2 tricolori quest'anno. Simone Perozzo ha vinto il titolo italiano in carabina a 10 metri, mentre Fausto Michele si è aggiudicato il primo posto nazionale con la carabina a grosso calibro nel gruppo di merito Grandmaster. Ed è proprio il campione che spiega come questo sport formi il carattere. Questo sport è molto, come dire, formativo, nel senso che ti permette di controllare le tue emozioni, il tuo stato d'animo e ti permette di avere una visione più tranquilla di quello che devi fare. Ma tra gli atleti c'è Andrea, 11 anni, che a Napoli si è aggiudicato il secondo posto, vice campione italiano. Andrea, di soli 11 anni, è vice campione italiano giovanissimi per l'anno 2017-2018. È veramente una promessa dello sport vittoriese. Allenamento e tanta concentrazione alla base di questo sport. Grande concentrazione, grande equilibrio, tutte abilità che si raggiungono con un buon allenamento costante. Sono abilità che portano al rispetto degli altri, al rispetto dell'uso della carabina e della pistola in tutta sicurezza. Questo sport è all'ultimo gradino per quanto riguarda gli incidenti con attrezzi sportivi. Un centro dove si esercitano anche le forze dell'ordine. In questo stand si addestrano tutte le forze di polizia, le guardie giurate e tutti quelli che hanno necessità di andare armate in funzione del loro servizio.